Col verde, verde, ho visto, ah, sì, tutti i colori, che figo, tutti i colori messi, ma cosa stai facendo? Hai capito? Interessante. E poi dopo sei tutto qua in mezzo, no? Interessante. Poi ci sono anche i timbri, ho visto, farsi in mezzo ai timbri. Ci sono gli aerei che volano. Che figo, eh? Anche questo che è in stile gong, gang, tutto dello stesso colore però. Vabbè. E allora, e questo cos'è? Sfondi colorati, wow. Ma mi faccio lo sfondo colorato? Non posso perché non so sto casino qui. La prossima volta mi faccio, ci vedo niente io da qua. Con tutta sta roba, qui abbiamo le gomme però. Gomma grande, cancella. Ah, ciao. E poi qui ci sono i famosi sfondi colorati che non riusciamo, non sono in RGB, no? Non mi vengono dati gli sfondi colorati. Ok, comunque è già una buona cosa che siamo riusciti a cancellare tutte queste nefandezze qui. Guarda come cancella bene, ma guarda che brava lì. Ma dai, ma se mi pulisci anche il bagno così in fretta, che assurdo. Sì, sì, assurdo. È bello, no? Guarda, una roba, quei timbri, poi, come i timbri, come, di che colore li fai? Ah, puoi cambiare il colore dei timbri, puoi metterli anche bianchi, bianchi non si vedono. Tu. Ma questo qui è Babbo Natale. Ma dai, poi ci vuoi mettere il sole, mettiamo il sole blu e non ci pensiamo più. Bellissimo, guarda cosa sta venendo fuori. Io sono dietro, e se noi mettiamo una cosa bianca, tipo così, io consiglio di rimanere dietro. Ah, e allora, a cosa serve? Non so. Poi qua, poi anche disegnare sopra, scrivi ciao. Ah, bellissimo, no? Non è fantastico? È stupendo. E io sono sempre dietro. Visto che ho costruito una cosa così facendo finta di niente. Comunque il colore per i fondi non me lo vuole dare. E quindi mi tocca stare. Da questo luogo di detenzione, devo dire, è un po' troppo detenzione così. Vieni qui, fammi meno detenuto. Ah,
così ad esempio. Però vedi dopo mi fanno lo stesso. Ma si può scegliere il colore, abbiamo visto. Aiuto. Oh. Sempre io, sempre con queste opere d'arte attorno al mio viso grottesco. Vi siete resi conto che io sto creando arte cinetica? Così, sul momento, ve ne siete accorti? Sono uno dei più grandi artisti viventi. Ah.